Oggi si presenta al Genio Civile il progetto per l'opera di rifacimento, di riassestamento del porticciolo su un'iniziativa voluta dal sindaco Miccichè che voi avete sposato a un anno dalla venuta del presidente Musumeci qui ad Agrigento al Genio Civile. Ecco, in particolare ci fornisca qualche dettaglio. Intanto dico che siamo orgogliosi di offrire ancora una volta il nostro contributo tecnico per la riqualificazione del territorio agrigentino grazie alla professionalità e all'impegno dei funzionari dell'ufficio e grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal governo Musumeci e dall'assessore al ramo Falcone. Il progetto non si limita alla riparazione dei danni prodotti dalle mareggiate, che sono da riferire soprattutto al muro paraonde e alla scogliera di Ponente, ma va ben oltre e entro i limiti delle risorse disponibili prevede anche la riqualificazione dell'intera infrastruttura. Viene previsto infatti la sostituzione della pavimentazione delle inferriate che sono state divelte e sono ammalorate, viene prevista la ristrutturazione dei servizi igienici, viene previsto un nuovo impianto di illuminazione che unitamente alla collocazione di panchine e di fioriere trasformerà sia il molo di Ponente che il terrazzo a nord del porticciolo in una sorta di belvedere in cui i cittadini potranno fare una passeggiata godendo della visuale del porto o potranno anche sostare fruendo dei servizi dei chioschi bar della zona. Il progetto impegna complessivamente 1.200.000 euro di risorse, i lavori saranno iniziati a breve non appena saranno perfezionate le procedure di contrattualizzazione dell'impresa aggiudicataria a seguito della gara che è stata esperita presso il Dipartimento delle Infrastrutture, quindi considerato che il capitolato speciale d'appalto prevede che i lavori devono essere chiusi entro 6 mesi, abbiamo buone possibilità che il porto sia pienamente fruibile sia per i diportisti che per i cittadini prima della prossima estate. Sindaco, un progetto che lei aveva portato avanti su iniziativa anche della sua amministrazione qui al Genio Civile in occasione della venuta proprio del Presidente della Regione Musumeci. Sì, finalmente si sta concretizzando quello che io volevo per la nostra Agrigento, un porticciolo turistico fruibile, una ristrutturazione specialmente del molo di Ponente dove le mareggiate hanno creato seri danni e danneggiando quindi la pavimentazione, danneggiando le ringhiere, danneggiando anche gli impianti elettrici e l'illuminazione. Appena insediatomi e avendo incontrato il responsabile del Genio Civile, l'architetto Rino Lamendola, abbiamo subito fatto i primi sopralluoghi e poi con una conferenza servizi e un progetto che il Genio Civile, con a capo, ripeto, l'architetto Rino Lamendola, nel giro di una settimana è riuscito a portare a termine. Quindi ringrazio veramente l'impegno dei tecnici che hanno fatto sì che questo progetto possa essere realizzato e concretizzato nel giro di pochissimi giorni e ora a distanza di un anno finalmente, ringraziando anche l'assessorato delle infrastrutture nella persona dell'assessore Falcone e anche il presidente Musumeci che ha creduto anche in questo progetto, finalmente oggi possiamo parlare dei lavori che inizieranno a brevissimo tempo. Dico brevissimo tempo perché già la gara è stata espletata a Palermo in assessorato, è stata aggiudicata l'impresa e quindi penso che i primissimi di gennaio i lavori partiranno. I lavori che sono stati preventivati per i 180 giorni, ma penso che sicuramente entro il mese di maggio o giù di lì potranno essere completate, anche perché la stagione estiva non deve essere per niente danneggiata per i diportisti e per i cittadini in genere. La novità sarà che oltre alla ristrutturazione di quello che già poco fa avevo detto, ci sarà anche una fruibilità fino al molo di Ponente, ma fino in cima, in modo tale che finalmente l'agrigentino potrà godere
della propria città guardandola come se fosse su una barca in mezzo al mare. Questo fino ad ora non era successo. Adesso veramente anche chi non è in possesso di una barca potrà vedere Agrigento da lontano, dal mare.